Cari amici, con la presente puntata ha inizio un'altra vita per il nostro santo. Finora si era dedicato anima e corpo alla realizzazione ed espansione del suo sogno, la fondazione di una congregazione di sacerdoti e laici che si occupassero dell'evangelizzazione delle popolazioni più povere e abbandonate. In verità questo suo sogno era vissuto da Alfonso come una missione ricevuta da Dio e quindi come un dovere. Ora, all'età di 66 anni, pur restando rettore maggiore della sua congregazione, per volontà del Papa deve guidare la diocesi di Sant'Agata dei Goti. Con questa puntata oggi accomincia la terza parte del libro da storia nostra, che va a quando Alfonso fu fatto vescovo di Sant'Agata dei Goti, 1762, a quando il Signore suo chiamai, 1787. Quando Alfonso teneva 66 anni e pensava che in un momento all'altro il Signore se poteva chiamare, Tan aveva la brutta notizia. Il 12 del mese d'ottobre del 1761 era morto il vescovo di Sant'Agata dei Goti e sapeva fare il vescovo nuovo. Che la diocesi era un murzatiello che una sessantina di prievi del vescovo sparevano per sospuzzoliare. C'è stato pure un soggetto che era stato raccomandato a una piazza grossa dalla corte del re di Napoli. Il Papa sedeva a pietto perché a una parte non voleva avere scrupoli con la coscienza e a un'altra non voleva che si imbrogliasse nell'acqua tra Roma e Napoli. O tirai fuori a questa situazione l'arcivescovo di Napoli, o cardinale Spinella, che diceva così: santità, che c'è una persona che mette tutto quanto dentro il sacco, per nobiltà, per storia, per santità. E questa persona la tenga. Questa è Donna Alfonso dei Liguori. Scegliamo essa e a così la vamo frase da mezzo. O Papa, per poco non lo vasava in fronte. Tutti quelli che stavano attorno al Papa approvavano la proposta di Spinella e dinto a 4 e 48 si cominciava a fare quello che si ha da fare quando uno ha da essere ordinato vescovo. Intramente succedeva questo a Roma, Alfonso e Pavana, parlando con Monsignore Nicola Borgia, che era stato vescovo da Cava, diceva che il Signore, volendo a capo in una congregazione, l'aveva fatta a razia e scansà o vescovato. Ma a mattina del 9 marzo del 1762 Alfonso aveva la lettera del Papa che ti ho già detto prima. Restai mutolo, se facetti anche, perdette senza, come se l'avesse cogliuto una fulmine. Se ripigliaia quando padre Ferrara la ricordaia che pur un'altra volta se l'era scansata a nomina quando volevano fare arcivescovo di Palermo. Ricetai un poco, pensando che si mandava a dimissione a Roma, o Papa la varria a Covata. Diceva ancora o padre Ferrara, e dimissione a essere fatta vescovo si accogliono facile. E quando Alfonso, scritta la lettera di dimissione, a consegnaio o guarzone portalettere, tornando un'altra volta chi le prima dicette, ma che aveva passato. Ha già perso un'ora di tempo per la lettera e 4 ducati per portalettere. E non cagnasse la congregazione mia con tutti i regni do Gran Turco.
Già in precedenza abbiamo visto come Sant'Alfonso non mirava ad essere ordinato vescovo. Anzi, questa eventualità era vissuta da lui come una grande sventura e, mantenendo fede al suo proposito, dovette superare anche le forti pressioni di suo padre, che avrebbe gradito molto un vescovo in famiglia. Ma a risposta a Roma non arrivava. E stu fatto facette impressionare Alfonso. La Cremanna dicette a padre Ferrare e a padre Mazzina: se arriva nata volta o portalettera a Roma, non mo facete vedere, che si nove cowboy co chiappa in mano. Ma chi arrivai a Roma, pur se o padre non ci facettene vedere. O Papa o voleva vescovo e Alfonso de Liguori avette calà la capa. Ma si sentette così malamente che stette per più di 5 ore senza poter parlare. E quando le tornai a parola, gli va dicendo: e a dove stava stipate che sto vescovato? Don Ercole, o frate suo, saputo che aveva accettato vescovato, le facette l'augurio e le dicette che ci pensavisse e spese che non ci volevano per tutto quello che sapeva fare a Napoli e a Roma. E sente mo che rispondette Alfonso: frate mio, stongo con mano storduta, io agio di grazia per i soldi che spennite per me. Io già avevo pensato di scrivere al Papa che non teneva i soldi e a così sperava che, essendo disperato, o Papa mi avrebbe detto: vabbè, scegli in manata. A salute d'Alfonso, per sta mazzata che le era capitata tra capo e collo, accominciai a si fa malamente. Si pensava che potesse morire in un momento nato. O Papa a Roma s'apprendeva e dicette: si muore, le dammo la santa benedizione, si campa a davanicà a Roma. Come fu, Alfonso si salvai, o veramente per miracolo. Con la miseria e carrozze, numantece, Alfonso e padre Villano partettero per Napoli a domenica e Pasqua 11 aprile 2762. O giorno prima Alfonso salutai i pavanesi dicendo a coppardare: non va mareggiate per me si parte, vedonga la parola che torna a raggio per morricà. E a così fu, ma 25 anni dopo. Ienno a Napoli si fermai per poco a Torre d'Annunziata, a casa dei Gargani, una famiglia devota assai d'Alfonso. Dint'la città sua, poi, tutto quanto salutavano e le facevano i complimenti. Ma donna Alfonso non ci poteva passare. Scrivette a padre Mazzino il 14 d'aprile: raccomandatemi e facetemi raccomandare più specialmente a Gesù Cristo. Se non esce pazzo, mo non ci esce più. Ma a me, ha già lasciato mondo a giovane e mo a vecchio ha già tornato a che fa comune. A Napoli facette una spesa veramente bella. A Dolorefice Don Mimmo tu Porpora si facette fare un agnello vescovo con coppa, no una prete preziosa, ma nu piezze e vrite. Forse erano quelle bottiglie. E chi venette a costare poco carline. L'altra grossa spesa fu la croce a portambietta appeso quelle. Erano gioielli, chine e fauserie. O lunedì al bis, 19 aprile,
sempre con padre Villane, si incamminai per Roma. Appena arrivai là, jette a visitare la Basilica di Santo Pietro e a pregare annanto alla statua e la rete in terra è Gesù Cristo. A Roma volettero dentro la casa loro e i padri chiamati Pio Operai. Là oiettero a trovare più una volta i cardinali Orsini, Spinelli, Galla, Antonelli, o padre superiore generale dei Gesuiti, padre Ricci, e un sacco gente. O principe Piombino, Don Aitana, buon compagno, le mannai a dire che si poteva pigliare un quartino dentro il palazzo suo e che le metteva a disposizione pure la carrozza. Alfonso lo ringraziai, ma volette restare che padre. La carrozza l'accettai, perché vecchio e quasi giungo com'era, non si poteva muovere a pera. Non dobbiamo meravigliarci se monaci, cardinali, principi vogliono ospitare Alfonso dei Liguori. A quel tempo Alfonso era conosciuto e stimato, non solo a Napoli e in Italia, ma anche all'estero. Le sue opere erano stimate all'estero ed erano diventate dei classici. Come t'aggia detto, lo cuovono le persone, le facevano i complimenti. Issa però era convinta che quando il Papa avrebbe visto come era combinato, l'avrebbe scaricata a quello o piso dove scovato. E in coppa sto fatto, ti voglio dire, come rispondette ai complimenti e l'abate toppi. Padre mio, o Papa, mi vuoi fa vescovo? Io sono venuto a capo e le fa vedere come si è ridotto sto calascione scassato. Scriveva o padre Tannoia che se Alfonso avesse voluto io a tavola a dochille comitavano, se fosse girata Roma tutta quanta. O cardinale Spinelli dicette che garbo no, ma non potette insistere. Mo, quando jette o Palazzo Orsini, jette ca sottana da congregazione sua e a sapere che a qualche monsignore che portava pure la sottana di sacerdote non lo facettero tra sì e o mannai in arrete a se vessere curte ca veste de feste. Alfonso però o facettero passare. Nando cardinale dicette, Eminenza, come mi trovava, a così sono venuto. O sacce che faccio figlia a scuorno. E o cardinale a coppa amara, voglio che ma vita fa figlia a scuorno, dicette, e l'abbracciaia. Sto fatto di visita non le piaceva in nessuna maniera. Ma la cosa più impressionante e Alfonso fu l'uso dei sordi. In coppa a questo scriveva o frate Don Ercole, più o meno così. Ca e realia si mangiano la gente viva viva, belli cerimonia e belli sordi. Questo piccolo squarcio di una lettera al fratello ci svela, oltre al realismo di Alfonso, anche il suo pensiero sul valore del denaro, sulla vanità di modi di vivere poco evangelici. Aiuta a Loreto. O vai e viene gente, non la lasciavano manco tempo e si raccomandavano a Dio.
Per questo fatto, poco Papa stava per pochi tempi a Civitavecchia, Alfonso si risolvette a Loreto per visitare la Casa Santa. O padre Villano non voleva, perché il viaggio era troppo trapazzoso, ma Alfonso rispondette: «Mamma mi darà una mano». E quando a trova nata occasione così bella, tutto trapazzo non è niente, nanta la consolazione e visitare la casa a Dio si è fatto uomo. O viaggio a Loreto fu una catena di praria. Voleva Alfonso che pure il padre Villano, o servitore e o cucchiere, avevano a dire lo rosario e letania e a di cose Dio. A fuori a questo ci stava la meditazione, la visita a Gesù sacramentata e a Maronna, la Santa Messa e tutto il resto. A Loreto Alfonso respirava, non più visita a Monsignore e a Cardinale. Passavo meglio tempo dentro la Casa Santa e diceva più una volta che Gesù Cristo si è fatto uomo come noi, che a Maronna lo teneva dentro le braccia. Stette là 3 giorni, alloggiaia in una lucanna e che brava dentro la notte, mangiava poco e insieme ai servitori e ai cucchieri. L'entusiasmo manifestato da Alfonso per il pellegrinaggio a Loreto è molto comprensibile. Alfonso pensava spesso al grande dono fatto da Dio all'umanità, cioè l'incarnazione del Figlio suo Gesù. Inoltre, meditando davanti a quella santa casa, Alfonso immaginava tutti i passi che in quella casa era solita dare l'altro amore della sua vita, Maria Santissima. L'8 maggio stava nata a Roma. Lo stesso giorno tornai pure il Papa a Civitavecchia. Alfonso non perdette tempo e gli a parlare del Papa. Le voleva sapere, ma Clemente XIII l'aizaia, l'abbracciaia e lo facette assettare. Alfonso le dicette chiagnenne che le pensava. Non era capace fu vescovo, era vecchio, era ciunco e malato. O Papa lo sentette poi sentire e dicette, ridendo sotto i baffi: «Caro Don Alfonso, voi ho sapete meglio di me che l'obbedienza fa miracolo. O Signore vi aiuterà». Parlaina per più di 1 ora e mezza. Il Papa stimava moltissimo Alfonso. Un giorno, mentre si parlava con alcuni cardinali delle tendenze sorte contrarie alla comunione frequente, il Papa disse rivolgendosi ad Alfonso: «E voi non le avete contrastate queste teorie? Mentre state qui a Roma, scrivete un'opera sull'argomento». Alfonso scrisse così a Roma una piccola opera a favore della comunione frequente, opera che piacque molto al Papa e ai cardinali. Prima di essere consacrato vescovo, Alfonso aveva essere sammenato. A parte le 3 persone, in coppa luttrina della Santa Chiesa. Erano o cardinale Gallo, o padre Ricchini e l'abate di Santo Pietro in Vinculis.
Alfonso e ghetta a salutare e combinai l'argomento a dove aveva essere addimannato. Alfonso dicette, facite voi, ma prata a chisti sacerdote, convenette con loro in coppa a due argomenti. Ma padre Ricchina, che sapeva buono come Alfonso non voleva essere fatto vescovo, vede tu poco che argomento volete scegliere. Se può o non si può, desiderà essere fatto vescovo. O giorno da Sammene, nando Papa e a tanti previti, quando arrivai o turno padre Ricchina, chista le facetta di manna che t'ha già detto poco fa, e prai Alfonso e alzò la voce. O cardinale Galla, che voleva pazziare, come voleva fare pure o padre Ricchina, si votai e dice tuo Papa, Santità, questo non ci sente, perché non ci vuoi sentire. E si facette una bella risata, o Papa e tutto quanto lato. Ma se lato volevano pazziare, con Alfonso, questo non teneva proprio a capo. Dice tuo Papa, Santità, voi mi avete voluto fare vescovo e mo vi dite bravo a me per non mi far perdere l'anima. E dopo giorni che stavo a Roma, o 14 del mese giugno, arrivai al momento da consacrazione. A facettene o cardinale De Rossi e Monsignore Macedonia, che sto giorno fu per Alfonso o peggio giorno della vita sua. Isse parlando con padre confessore suo, dicette una volta che due erano stati in la vita sua e i giorni più neri. Quando lasciando il mondo per sedere a Dio, o padre suo sostenette per parecchie stritte, e o giorno da consacrazione a vescovo. O dormiente d'Alfonso s'acquietai un poco quando il Papa gli dicette che poteva fare o vescovo e pure o superiore generale da congregazione sua. Issa pensava che se aveva lasciato la congregazione, questa era una pena per i peccati suoi. E padre, che avevano addimannato questa grazia, o Papa, fu assai contento e teneva ancora per superiore generale a padre Alfonso. Fatto vescovo, non cercai niente o Papa per fatti suoi. Cercai cose per bene l'anima da gente, da diocesi, a dove stava per chi. A chi le dicette che pavanno qualche cosa, se poteva avere permesso e dicere la messa con un coppolicchio in capo, rispondette così. Ah, questo mi piace proprio. A già spendere soldi per fare una mala crianza a Gesù Cristo. O Papa non si stancava e parlava buono d'Alfonso con tutte quante. Parlando con certi cardinali, dicette, quando muore Monsignore dei Liguori, avemmo nato santo dentro la Chiesa. E così termina l'episodio della consacrazione episcopale di Sant'Alfonso. Nelle prossime puntate vedremo come Alfonso affronta il grave compito di animare e governare la sua diocesi. Arrivederci alla prossima puntata.